Amici di Sentieri Natura, un cordiale saluto da Ivo Pecile. Ci troviamo oggi in Alta Valcellina, siamo nei pressi di Casera Casavento che vedete alle mie spalle e siamo qui per effettuare l'anello di Forcella Clautana, un'escursione anulare che ci porterà a vedere tutta una serie di emergenze geologiche e naturalistiche che sono presenti proprio all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane dove oggi ci troviamo. La nostra guida di oggi è Luca Dorigo, naturalista del Museo Friulano di Storia Naturale, al quale chiedo di presentarci brevemente il luogo in cui ci troviamo. Ecco, buongiorno a tutti, come pronunciava Ivo siamo di fronte a Casera Casavento, quindi all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane. Questa è una delle poche casere che viene ancora utilizzata all'interno del parco per la monticazione, infatti c'è un bellissimo parco, in questo bellissimo pascolo all'interno di questa foresta mista di conifere e siamo appunto vicino a questo sito di importanza paleontologica che sono le impronte di dinosauro e che ci aggiungeremo a vedere insomma tra breve. Tra pochi istanti. Bene, siamo arrivati adesso proprio sul luogo dove possiamo osservare le impronte di dinosauro, siamo, ricordiamo, a poche decine di metri dalla Casera Casavento e su questo blocco di pietra che è franato dalla parete soprastante si possono osservare una molto bene e una seconda impronta poco più indietro di questo dinosauro. Le impronte sono lunghe circa 35 cm e in base a studi paleontologici hanno ricostruito che doveva essere di un dinosauro teropode, quindi un dinosauro predatore carnivoro dall'andatura bipede, alto, cioè l'altezza l'anca più o meno di 140-170 cm per un animale che poteva raggiungere i 5 o 7 metri. Queste impronte ne vediamo due, ma fanno parte di una pista lasciata, ci troviamo nel Triassico, quindi circa 200, qualcosa di più, 215 milioni di anni fa. E addirittura in base alla posizione e alla distanza delle zampe hanno potuto anche ricostruire un'ipotetica velocità di percorrenza di questa pista che doveva essere di circa 6 km orari. Ci troviamo all'imbocco di una mulattiera, un sentiero storico, siamo proprio all'imbocco della cosiddetta strada degli Alpini, un'ardita rotabile che venne costruita nel 1912 e che vide alcune pagine di storia importanti tra il 6 e l'8 novembre del 1917, quando a Forcella Clautana, in alto, ci fu un aspro combattimento tra le truppe austro-ungariche e i nostri soldati nell'ambito proprio della ritirata di Caporetto. Allora, ci troviamo all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane, l'incontro con la fauna non è un evento raro, abbiamo visto da poco proprio un camoscio, vero Luca? Sì. Come diceva Ivo, non è un evento raro, infatti nel parco è numerosissima la popolazione di camosci, sono stimati molto più di 2000, sono circa 2500, anche se ultimamente soffre di un grave problema che è la rogna sarcoptica,
che può decimare in alcune zone anche il 70-80% della popolazione, quindi adesso stiamo aspettando di vedere i risultati di questa epidemia. E il camoscio è uno degli animali più visibili durante il giorno, infatti l'attività del camoscio è comunque in parte crepuscolare ma soprattutto anche diurna ed è molto più visibile appunto di altri ungulati come il capriolo e il cervo, che sono visibili soprattutto la mattina o verso il tramonto. Un'altra pianta che si può osservare lungo il sentiero è molto presente, soprattutto nelle pareti anche verticali con substrato, quindi con terriccio umido, è questa qua, questa col fiore bianco, la pinguicola alpina, che ha la particolarità di essere, a parte l'eleganza dei fiori e la bellezza nell'insieme, una pianta carnivora. Infatti, come si può osservare, le foglie sono ricoperte da una sostanza lucida e appiccicosa. Gli insetti sono attirati su queste foglie e rimangono appiccicati, dopodiché la foglia si chiude e avviene la digestione di questi animali, quindi la pianta assorbe le sostanze proteiche in questa maniera. Ci siamo fermati un attimo qui, come vedete, di fronte a questo esemplare di Primula wulffeniana o Primula di Wulffen, che è una specie endemica del parco, cioè la possiamo rinvenire nel territorio regionale solo in alcune zone molto localizzate. Quindi lungo il sentiero si può trovare da una certa quota, non all'inizio, non verso la casera, ma più in alto. Adesso siamo nei pressi della Forcella ed è molto diffusa, la si può rinvenire come in questo caso anche in parte del sentiero. E si caratterizza e si differenzia dalle altre primule per il colore viola molto vistoso. Eccoci arrivati allora a Forcella Clautana, il valico che vedete qui alle mie spalle, un valico che ebbe un'importanza strategica notevole durante il primo conflitto mondiale, quando i nostri nel novembre del 1917 le nostre retroguardie cercarono in tutti i modi di fermare l'avanzata degli austro-ungarici durante i giorni di Caporetto. Infatti tra il 6 e l'8 novembre del 1917 qui ebbe luogo una cruenta battaglia che ebbe fine solo con l'ordine dei nostri di ritirarsi, tanto che all'alba dell'8 novembre 1917 gli austro-ungarici misero piede qui sul valico che vedete alle mie spalle. La nostra escursione volge quasi al termine, ci troviamo adesso a Casera Colciavassa, a quota 1513, dopo aver lasciato Forcella Clautana e la strada degli Alpini che scende
verso la Val Silisia, verso le Tronconere. Abbiamo imboccato infatti la pista che ci ha portato qui alla caserra Colciavas, che è adibita a piccolo ricovero. Io desidero, prima di salutarvi, ringraziare Luca Dorigo, che è stato del Museo Friulano di Storia Naturale, che è stato qui con noi oggi, ci ha fatto da guida. Gli lascio il microfono per un saluto. È stato un piacere anche per me, una bellissima giornata, abbiamo schivato anche la pioggia, comunque un saluto a tutti e alla prossima puntata, grazie. Allora anche da parte mia un saluto, ci vediamo venerdì prossimo, alla prossima puntata, arrivederci a tutti voi.